Dal 4,5 al 5%, tanto è cresciuto l'indice di povertà in Veneto nel 2007. Ne parla Monsignor Giuseppe Pasini della Fondazione Zancan di Padova. È aumentata passando dal 4,5 al 5%, nel Friuli è passata addirittura dal 7 all'8,2%. L'aumento più marcato se in famiglia ci sono minori, se sono famiglie monogenitoriali, se c'è un anziano. Quello che è pesante, mi sembra, i dati ufficiali sui pignoramenti immobiliari registrati nel Veneto e stimati nel 2007 mostrano percentuali elevate non solo nel centro-sud ma anche a Padova e a Rovigo. A Padova sono 19%, a Rovigo stesso 19%, a Venezia 28%, a Verona 22%. Nella media italiana di pignoramenti, vuol dire che uno che stava acquistando la casa pagando la rate ha dovuto pignorare la casa per riuscire a sopravvivere, sono cresciuti rispetto all'anno scorso del 17%. Questa è una situazione molto pesante che indica che siamo in zona Cesarini per quanto riguarda veramente il rischio di caduta della povertà.